Amici di Sportisili, buon pomeriggio, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Piano Stop a Misilmeri. La sfida tra Don Carlo Misilmeri e Montelepre, turno numero 23 del campionato di eccellenza Girone A. Da una parte una squadra che può ancora puntare ad un posto nei playoff, considerando anche gli altri risultati e le partite sugli altri campi. Di fronte una squadra come il Montelepre che sta provando a proseguire tra tante difficoltà la rincorsa verso un posto per la salvezza per un altro anno di eccellenza, dopo aver iniziato tra l'altro con ambizioni in apparenza più elevate. Il primo pallone verrà gestito dal Montelepre che gioca in completa divisa grigia con font gialli sulla maglia, consueta divisa bianco-rossa con pantaloncine e calzettoni rossi per la Don Carlo Misilmeri. Primo pallone appunto per la formazione guidata da Corrado Mutolo con Martinez sulla sfera. E sì, parte, mettetevi comodi, inizia Don Carlo Misilmeri Montelepre col primo giro al pallone dato per l'appunto dalla formazione ospite. Tra l'altro motivo di interesse, motivo di curiosità la presenza tra le fila della squadra ospite, tra l'altro con l'insegna del capitano di Stefano Cerniglia, uno di quelli che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio a Misilmeri dalla stagione 2017-2018, quella anzi 18-19, quella della promozione in eccellenza, fino praticamente alla scorsa primavera. Tanto pallone lungo a cercare Acquaviva, il quale va lungo linea, prova qui la giocata Garriga e la trova Garriga, continua a correre, il servizio al centro con la chiusura perfetta da parte del numero 6 Musso. Poi Ambro, altro ex di turno, servizio su Tolomello, poi la palla allargata sulla destra per l'avanzata di Lopez. Martinez col velo, poi non riesce la giocata a Bustos. E allora buon gioco la Don Carlo Misilmeri che torna da Andrea Di Salvo. Avanza Vitale. Garriga spalla alla porta contro Cerniglia, riesce a resistere l'argentino che poi va a pressare. Ancora Garriga che accelera su Cerniglia. Garriga apre tutto dall'altra parte dove c'è Ruffino che ha campo da prendere anche per calibrare il cross. Cross che arriva secondo palo, colpo di testa da parte di Barbera, poi pallone che rimane in aria. Lo raccoglie Sanz, il quale controlla e calcia dalla distanza. Pallone fuori, primo tentativo per la Don Carlo Misilmeri. Salvino, quando è così portati via l'uomo. Vai dentro, così ti segue. La palla già rimessa in gioco da Belmonte, ex portiere tra le altre di San Giorgio Piana e di Gia Virtus. Tra l'altro gioca dopo un ballottaggio che va avanti ormai da diverse settimane con un altro ex di turno, ovvero Simone Marino. Mentre la Don Carlo Misilmeri ha guadagnato un fallo laterale battendolo con Vitale, ricerca di Barbera che col tacco prova ad innescare Garriga, interviene Ambro. Si riparte dalle retrovie con Musso, alza la testa e lancia il numero 6 alla ricerca di Martinez. Martinez prende il tempo a Costantino che comunque lo scorta fuori, sbaglia il controllo. L'ex di Parma Valle Athletic Club Palermo, alla meglio difensore palermitano che gli calcia addosso il pallone. Poi arriva Ruffino che calcia più lontano che può alla ricerca di Barbera, sovrastato da Ambro, tutto regolare. Musso, la palla giocata in avanti, ancora a terra Barbera, poi ancora giocata di Salerno, palla che finisce fuori. Ora si possono prestare le cure a Mattia Barbera. A terra Mattia Barbera, contrasto che poteva essere punito col fallo. Stefano, vabbè, non l'ha capito, dai, è uguale. Tanto dialogo proprio sotto la nostra postazione tra Corrado Mutolo e Danilo Ambro per
dare la giusta inquadratura tattica al Montelepre. Si rialza a fatica Mattia Barbera, Matti. ex attaccante dell'Aspra e del settore giovanile del Palermo. Deve andare a bordo campo Barbera prima di ottenere l'ok dell'arbitro per rientrare. Nel frattempo si muove Lautaro Canitano, segno nell'ultima partita giocata e vinta dalla Don Carlo insieme proprio a Barbera. Qui intanto il controllo di Martinez, sempre preso nella fase successiva al primo controllo da Alberto Costantino. Allora Cerniglia, Musso avanza, poi tocca largo, servizio per Tolomello che riesce a scambiare con Lopez, poi si muove Bustos, pallone dentro, Martinez con lo scarico che non arriva per Muratore, alla fine riguadagna Sanz che conquista fallo. Anche tanti ex Parmonval in campo, lo stesso Sanz, lo stesso Martinez, oltre a Corrado Muto, uno di quelli che ha scritto anche lì pagine importanti del club palermitano. Calcio di punizione, lo batte Di Salvo dalle parti di Garriga, sempre preso da Cerniglia che in qualche modo scorta il recupero palla che non arriva, alla fine arriva il fischio per un fallo. Stava per caricare il tiro di Fatta, invece è arrivato il fischio. Palla in movimento dietro, diglielo che è dietro! Voglia! C'è. Cerniglia alza la testa e lancia alla ricerca di Bustos, scavalcato dalla palla che arriva comodamente dalle parti di Di Salvo. Tanta densità da una parte e dall'altra, mentre Vitale controlla, appoggia ad Acquaviva, poi Di Cristina con lo scarico indietro. Alla fine la palla termina in fallo laterale. Questa linea molto serrata a 5 con Vitale che fa fondamentalmente l'esterno destro. Qui intanto Muratore tra le linee controlla e calcia, palla sopra la traversa. Uno dei giocatori di maggiore pericolosità in casa Montelepre. Rilanciato Di Salvo, sponda di Garriga, l'anticipo di Cerniglia su Vitale. La palla giocata dalle retrovie proprio dall'ex capitano della Don Carlo. Ambro pressato da Garriga che recupera il pallone. Barbera sterza, fermato da Ambro con il fallo e punizione. Ancora mano sulla spalla contusa per Barbera che sembra molto propenso a lasciare il campo, non riesce a gestire. Allora pronto Lautaro Canitano, maglia 99 per lui. Le indicazioni di Tommaso Napoli e di Francesco Lima per l'attaccante argentino arrivato a dicembre, subito in gol contro proprio la Parmonval al Francolo Monaco, gol pesantissimo per la vittoria dei biancorossi. Dai. Proviamo, va bene, proviamo questo prima, dai. Dai. Mattia, la respinta, che fai gol, vai, deciso,
Dovrebbe essere arrivato addirittura il cartellino giallo per quelle che sono anche le proteste di Corrado Mutolo. Il cartellino dovrebbe essere arrivato per Ambros, è arrivato per il fallo su Mattia Barbera. Intanto calcio di punizione allora per la Don Carlo, c'è un po' di battaglia dove c'è la barriera con Costantino, c'è il fischio dell'arbitro e Di Fatta che conta i passi, va a calciare, gira attorno alla barriera, la palla che scende di pochissimo fuori dopo la deviazione, sarà calcio d'angolo. Il primo corner della partita lo batte proprio la squadra di Napoli, naturalmente occhio e orecchio anche agli altri campi della 23esima giornata dell'eccellenza che si è aperta ieri con 2 anticipi. Ne parleremo più avanti, intanto occhio al corner, sempre con Di Fatta. Primo palo, cercato Garriga che la tiene, la riscarica indietro al 10, che va sul fondo e crossa, palla che scavalca tutti, arriva Vitale che calcia, la palla sfila oltre il fondo e allora si ripartirà con un rinvio per Cristian Belmonte. Arriva adesso il cambio, arriva adesso l'ora di Lautaro Canitano. Entra dunque Canitano. La Don Carlo Misilmeri sostituisce il giocatore con il numero 17 Barbera con il giocatore con il numero 99 Lautaro Canitano. Dunque si riprende con Belmonte che gioca corto su Cerniglia, minuto 11, dunque primo imprevisto della partita per Tommaso Napoli che rinuncia al suo possente attaccante, ha chiesto a Garriga di fatto sostituirsi tatticamente al giocatore infortunato, con Canitano che gli correrà praticamente vicino per andare a dare fastidio alla difesa monteleprina. Tanto palla in avanti a cercare Martinez, il quale si allaccia subito con Di Cristina, scarico indietro con la palla giocata da Salerno. C'è il possesso tentato all'indietro da Lopez, poi Ambro ancora per il suo numero 2. Lopez si è mosso Tolomello, la palla è per lui. Tolomello, il cross che di fatto è un servizio, un cambio di gioco, diventa per andare a sinistra, altra palla messa in mezzo, colpo di testa, diventa buono per Martinez che era fuori gioco. Chiedono il fallo, ma prima c'è stata la posizione irregolare sulla sponda tentata sul cross di Rizzo. Di Salvo che andrà a battere il calcio di punizione. Garriga prova a lottare, stacca Ambro di testa, poi Sanzi in avanti, di testa anche Cerniglia, prova ad arrivare Di Fatta, duello con Tolomello vinto da quest'ultimo, poi spazza Lopez dalle parti di Martinez, la palla esce in fallo laterale. Rimessa per Caramanno. C'è spazio per Sanz, la battuta era rimessa proprio per l'argentino che completa il cambio gioco servendo Vitale sulla corsa. Cross di Vitale, il velo di Garriga, palla messa fuori da Musso, secondo corner della partita per la Don Carlo Misilmeri. Con Ruffino che si prodiga per andare a battere Mancino, effettua uscire per il numero 3 della compagine di Tommaso Napoli. Si stacca Canitano, è uno schema, la palla è proprio per lui, poi è eseguito male lo stesso schema, prova ad uscire palla al piede con Bustos
Duello tutto argentino qui con Canitano che recupera palla, poi di fatta evita l'entrata dura di Cerniglia, subentra Muratore, si lotta, la palla rimane lì, l'arbitro fischia, punizione Don Carlo, forse un tocco con la mano da terra da parte di Muratore che poi battibecca con l'altro numero 10 in campo. Riempie l'area il Montelepre con 8 giocatori già dentro gli ultimi 16 metri. Un po' più la tua palla, bravo. Ce ne sono invece 5 della Don Carlo con di fatto a ridosso del limite. Sulla palla Garriga, anche Ruffino. Se ne va all'argentino, forse dopo aver discusso lo schema con il suo numero 3. Tanto movimento all'interno dell'area di rigore, quarto d'ora che sta per scadere, direttore di gara che catechizza i due elementi in barriera, che sono Tolomello e Muratore, anzi Salerno e Muratore. Fischia l'arbitro, rincorsa di Ruffino che batte molto basso, poi in qualche modo la palla rimane lì, risolve Ambro con la giocata, poi Vitale con la chiusura, di fatta col tocco largo per Garriga che deve inseguire la palla. Garriga finta il cross, va in 1 contro 1 contro Musso che lo ferma, poi Tolomello, ancora Garriga, subentra nell'azione Bustos, alla fine recupera la Don Carlo con Di Fatta e con Sanz. Di Fatta, ancora Sanz, riesce a saltare un avversario, sempre Sanz la protegge contro Tolomello che gliela mette in fallo laterale, qui buona giocata di intensità da parte della squadra biancorossa, e con Ruffino che è pronto ad andare anche con le mani. Con le mani dunque all'esterno sinistro della Don Carlo Misilmeri, verso l'area di rigore, battuta molto lunga, il sole complica le cose a tutti tranne che a Cerniglia. Poi Ruffino con un po' di rischio si accontenta di un altro fallo laterale. Forzala sta palla, forte e tesa, dai. Chiamati qualcuno che siamo messi male, ce l'abbiamo di più. È rimessa ancora per Ruffino, tutti lontani i giocatori della Don Carlo, quasi ad aspettare un'altra rimessa lunga. Così è infatti, ancora verso l'aria, vedete un cross, Garriga la controlla, viene fermato e affrontato da Musso, poi rischia qualcosina di Cristina che riesce comunque a scaricarla su Vitale, cross di Vitale molto teso, bene Cerniglia qui con la respinta, poi il body check falloso da parte di Cristina su Gaston Martinez. Allora si riparte con un piazzato per il Montelepre, per Stefano Cerniglia nello specifico. Musso, Lopez può ricevere, alza la testa e lancia, va da Bustos, interviene Ruffino, poi subentra Costantino, palla lanciata addosso a Tolomello, rimessa per la Don Carlo nella sua metà campo. Rimessa per Caramanno, guadagna qualche metro, poi va a lungo su Garriga, sponda per Canitano, non riesce a tenerla in campo l'argentino. Allora ripartirà con le mani adesso il Montelepre con Lopez. Ecco, giochi attaccato al 5, vai via, non te la fa beccare la palla. Lopez, dopo la rimessa, palla per Ambro, poi servizio a sinistra per la corsa da parte di Rizzo, scambio con Salerno, ancora il 3, sempre Rizzo, Ambro, riesce ad evitare Di Fatta, poi viene fermato da Sanz, Cerniglia la lascia rotolare verso la linea laterale, sarà rimessa per il Montelepre. Se ne occupa Rizzo, Ambro la fa scorrere, poi scodella ancora dall'altra parte di testa e poi col piede Vitale, altro fallo laterale per la squadra ospite.
comincia a scalare, Salvino sei troppo distante, ora, Musso per Lopez che alza la testa e va ancora lungo linea. C'è l'anticipo da parte di Caramanno, poi di Fatta, scivola, prova a giocarla, non ci riesce, allora Tolomello pulisce e va ancora da Musso. Cerniglia, Rizzo, ancora per il suo numero 8. sali, ora, scalalo. Ambro con la giocata di prima, il servizio per Tolomello che può andare a breccare per vie centrali, sbaglia il passaggio conquistato da Di Cristina, poi Acquaviva con questa verticalizzazione non compresa fino in fondo dai suoi compagni dell'attacco. E allora Montelepre che torna a palleggiare con Danilo Ambro. Rizzo, Cerniglia, non sa a chi darla, allora si affida con questo passaggio rischioso a Musso. Musso col lancio troppo lungo per tutti, la fa scendere Vitale, vediamo se si accontenta del rinvio dal fondo, così è. Quando scade il 20° minuto, sempre 0-0, qui a Piano Stoppa. Tanto cambia il primo risultato di giornata e l'Unitas Sciacca che va in vantaggio contro la Folgore. Gol di Pisciotta. Unitas Sciacca reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia Eccellenza da parte della Don Bosco Luzzi, dei calabresi vittoriosi nettamente al Gurrera mercoledì. Colpo di testa di Ambro, poi prova ad andare Salerno, il tocco sulla corsa di Muratore, carambola vincente per Di Cristina che guadagna fallo laterale. Chiede un'altra palla Vitale. Colpo di testa di Rizzo, guadagna una ventina di metri. La compagine biancorossa ancora con Vitale con le mani. Già ci siamo andati a bucare dentro. Canitano, controllo e scarico, Vitale, Acquaviva, movimento, poi viene affrontato in maniera regolare, gli sposta la palla Rizzo e allora Bustos tra le linee Muratore che in scivolata riesce a scaricarla su Martinez, ancora Bustos fermato da Sanz, poi ancora si lotta, dovrebbe essere fallo su Sanz, non è di questo avviso il direttore di gara, poi riconquista la Don Carlo con Canitano, questa volta il fischio arriva, fallo di Bustos. Tanta energia, tanta garra, del resto tanti anche i sudamericani in campo. Sono ben 6 con Sanz, Canitano, Garriga, d'altra parte Lopez e i due attaccanti Martinez e Bustos. Vitale, l'anticipo secco di Cerniglia viene spostato e non fa nulla per nascondere il contatto con Canitano. Fai finta di venire e ti butti dentro. Dai un conto movimento, cazzo. Siamo al giro di boa del primo tempo, 0-0 a Piano Stoppa tra Don Carlo Misilmeri e Montelepre, 23ª giornata del campionato di eccellenza Girone A, con adesso l'avanzata del Montelepre. Bustos, Muratore preso in controtempo, arriva Ambro, gli sposta la sedia qui Garriga, non riesce a completare il recupero però la Don Carlo, poi cross che diventa una palla in verticale e poi diventa calcio d'angolo, il primo per il Montelepre. Con Danilo Ambro al piccolo trotto verso la bandierina. Sono in 5 del Montelepre in area, in 8 della Don Carlo invece a difendere. Ambro dopo lo scambio, pallone da sotterra, uno schema che favorisce la conclusione, parata da Di Salvo, poi allontana la difesa della Don Carlo Misilmeri ad un passo dal vantaggio. Se ho visto bene il tentativo era stato di Lopez, da ottima posizione, bravo Di Salvo,
ad andare giù veloce e poi a mettere il pallone fuori. Qui lo schema ben orchestrato da Ambro e da Muratore. Cerniglia continua a prendere campo il Montelepre. Salerno, la pressione vincente di Canitano che è fisico in maniera regolare, poi Canitano cerca la giocata, di fatta arriva come un treno Ruffino, visto e servito, ma l'ha visto anche Lopez che però gli calcia addosso. Ancora Ruffino, prova ad andare, va sul fondo, si allunga troppo la palla. Tanto arriva un altro cartellino giallo all'indirizzo questa volta di Salerno. Secondo cartellino giallo dopo quello per Ambro. Non la prende bene Corrado Mutolo, soprattutto all'indirizzo del signor Benvissuto, che è il direttore di gara di oggi. Riprende a palleggiare il Montelepre con Musso, alza la pressione alla Don Carlo anche su Lopez, poi Tolomello, spalle alla porta, la tiene, Ruffino alla meglio, ancora Alex Messina, Sanz col body check, tutto ok nel contatto con Salerno, poi prova addirittura a calciare dalla metà campo Martinez, vedendo Di Salvo non perfettamente piazzato. Di Salvo poi riceve di fatto un passaggio dall'attaccante che ha iniziato la stagione in Serie D all'Athletic Club Palermo. Qualche spezzone per lui. E qui intanto Garriga per la corsa di Canitano, colpo di testa e alleggerimento di Rizzo. Anche Bustos, giocatore in orbita Athletic Club Palermo. Questa connessione tra i Nerorosa e il Montelepre che ha portato a questo doppio arrivo. Bustos intanto prova a premiare la corsa di Rizzo che arriva sul fondo, propone il cross, c'è la respinta da parte di Vitale e pareggia il conto dei corner il Montelepre. Per il momento nessun altro aggiornamento dagli altri campi del girone di eccellenza. Occhio al calcio d'angolo per il Montelepre, il secondo della partita, con la palla che spiove, secondo palo, arriva Ambro che la rimette dentro, va giù un difensore della Don Carlo e poi il tap-in vincente è di Martinez che al 27esimo minuto sblocca la partita in favore del Montelepre, 1-0. Poche proteste a dire la verità in casa Don Carlo dopo il contatto. Di fatta sta parlando con il signor Benvissuto, inamovibile. Gol del Montelepre, assegnato al 26esimo minuto il giocatore con il numero 9 Martinez. E dunque proprio il giocatore di cui stavo parlando fino a un paio di minuti fa, Gaston Martinez, sblocca la partita. Poca decisione in casa Don Carlo nel liberare l'area sul calcio d'angolo, e se il primo calcio d'angolo aveva portato a quella palla gol per Lopez dopo lo schema, questa volta il più canonico dei cross ha consentito alla squadra di Mutolo di sbloccare il risultato, gol pesantissimo in chiave lotta salvezza, considerando che ieri la Parmonval ha battuto il CUS Palermo e il 90-011 Bagheria ha espugnato il campo del Partinico Audace ieri pomeriggio. Ricordiamo che in diretta sul canale YouTube Sportisiri TV c'è anche Accademia Trapani Marsala, altro match importante sia per i piani alti che per quelli bassi della classifica, oltre appunto a questa partita
e a Bagheria Castellammare, altro match del centro classifica. Colpo di testa di Martinez, arriva come un treno muratore, lo anticipa persino Bustos, che ha la meglio su Acquaviva, poi nella foga spintona via il numero 20. Qui un po' di tensione col direttore di gara che prova a tranquillizzare Costantino. Qui Muratore va a cercare guai con l'allontanamento del pallone. Costantino cerca col dialogo, come sempre, di invitare l'arbitro alla calma. Arriva Cerniglia da capitano del Montelepre. Ho detto che comunque il fallo è avvenuto qualche metro più indietro, ma questo non porta a giustificare una perdita di tempo di questo tipo, causato più da tensioni successive al contatto che non al fallo stesso. Intanto Costantino col lancio, Cerniglia al piede su Salerno, scontro con Acquaviva, fallo. Ancora a terra Salerno. Vediamo se sarà necessario l'intervento della panchina del Montelepre. Si rialza Salerno. Mentre pallone a sinistra per Rizzo, sempre per il Montelepre. Cerniglia in avanti, cerca Martinez, spalla alla porta, fermato da Vitale, poi tutti superati dal pallone che va in fallo laterale per una rimessa in favore della formazione ospite, che ricordo da quasi 5 minuti è in vantaggio per una rete a 0, gol di Gaston Martinez. Muratore in mezzo a 2, lo ferma Sanz, rimessa ancora per la squadra in maglia grigia. Martinez spalla alla porta, lavora poi con Muratore. Rizzo arriva praticamente sul fondo il numero 3, raddoppiato, cerca di ottenere il massimo, ottiene il massimo, ovvero il calcio d'angolo numero 3 per la sua squadra. L'angolo battuto, questa volta sul primo palo, messo fuori da Garriga. Poi il controllo e la giocata di Salerno che propone il cross. Martinez! La palla fuori di nulla, era tutto regolare, ad un passo già dal raddoppio il Montelepre. Qui sorpresa la difesa della Don Carlo. Ancora una palla recuperata dal Montelepre, momento di blackout per la squadra di Napoli. Tolomello, Ambro prova a scavalcare, interviene Sanz, poi ancora Danilo Ambro. Rizzo, sterzata, poi tocco per Salerno che protegge sull'arrivo di Acquaviva, lancio lungo alla ricerca di Bustos, esce di salvo, la fa sua. Lancia di salvo verso Canitano che quasi incespica sul terreno, poi prova a tenerla col baricentro basso. Sanz, Ruffino si gira verso il campo avversario, guadagna fallo laterale. Con le mani Caramanno, colpo di testa da parte di Lopez, poi Sanz
Caramanno allo scontro con Martinez, giallo per Caramanno. Napoli cerca di rianimare i suoi giocatori, un po' scossi forse dal gol subito. Qui sbaglia Cerniglia, che non si capisce con Rizzo, e allora regala fallo laterale alla sua ex squadra. Sanz, tocco, poi Acquaviva, prova a passare in mezzo a due, scarico troppo corto, allora palla persa ancora dalla Don Carlo Misilmeri, che deve rintuzzare su questa ripartenza. Perde palla però Muratore, la perde anche Vitale dall'altra parte. Sale ancora, sale! Rizzo da fermo lancia verso Martinez, in vantaggio Cosentino, poi però Martinez gli passa davanti e finisce per perdere palla. Hai visto? Bella foto. Palla in avanti, intercettata ancora da Rizzo, poi Caramanno con l'anticipo su Martinez, reclamano un fallo dalla panchina del Montelepre. Di Fattà vede il movimento di Garriga, lo anticipa ancora Cerniglia. Fallo laterale per la Don Carlo con Ranieri Ruffino. Rimessa di Ruffino, passa davanti Garriga, poi Di Fatta in mezzo a tre, contatto che non c'è secondo il direttore di gara, comunque non passibile del giallo, o meglio del fallo prima ancora che del giallo. Rimessa a cercare ancora Martinez, duello che si ripete con Caramanno, poi Ruffino cerca di palleggiare, entrata di Muratore che mette la palla in fallo laterale. Caramanno lungo con le mani, cerca Canitano, sarà rimessa con Martinez e Caramanno ancora a contatto, poi Cosentino di testa, nuovamente Martinez, Sanz, qui intanto contatto, calcio di punizione. C'è la punizione per la Don Carlo, sulla palla c'è Sanz, qua rincorsa che lascia presagire anche ad un'idea di un tiro, infatti Sanz va verso la porta, Belmonte la blocca lì. Gioca sempre al piede il Montelepre, questa volta la perde, Garriga la fa scorrere e va a fronte alla porta, apertura a destra per Vitale, Vitale cross, la palla passa, arriva poi dalle parti di Salerno che riesce a liberare giocando senza frenesia, la perde però Lopez, arriva Sanz che vince un altro rimpallo, fallo laterale però per il Montelepre che sta rischiando qualcosa di troppo nel disimpegno, infatti si arrabbia Corrado Mutolo in panchina.
Rimessa ancora Martinez al duello con Caramanno, la meglio quest'ultimo, poi Musso di fatta prolunga, allontana Cerniglia, qui Bustos va dritto su Cossentino. Qui addirittura Napoli a cercare di calmare Bustos. E qui è bravo anche Corrado Mutolo a placare i suoi due attaccanti un po' troppo... Punizione Don Carlo a 5 più recupero dalla fine del primo tempo. Qui probabilmente anche atteggiamento un po' anche provocatorio dei due attaccanti argentini del Montelepre. Di fatta la sterzata, di fatta è zona tiro, decide di scaricarla dentro. Garriga anticipato da Rizzo, qui un po' troppo arzigogolata la manovra della Don Carlo negli ultimi 20-25 metri. Poi ancora Bustos. Rimessa per Caramanno che non sa letteralmente a chi darla. Canitano con la rimessa, arriva Ambro a portargli via il pallone, di fatta riconquista, si lotta e poi Cerniglia la spazza via. Caramanno con le mani. Aria frizzantina sul terreno di gioco dell'Aloisio. Qui Canitano, Ambro va giù in maniera anche abbastanza leggera. Cerniglia invita alla calma, non si sa se compagni o ex compagni. Mentre avanza Musso, tocca proprio per il numero 8 in maglia grigia. Rizzo. Cerniglia alza la testa e lancia, va da Martinez che non riesce ad arrivare. Allora Caramanno scorta l'uscita di Di Salvo che deve andare con i piedi. Poi Canitano, ancora duello con Ambro. Garriga, spalla alla porta, la tiene, lo attacca Cerniglia che commette fallo. Qui Canitano. Tanto dove è messo, cazzo? Ci viene pure a mamma come ecco, largo, ecco! Punizione per Sanz che allarga su Vitale. Vitale sterzata, arriva Martinez che gli porta via il pallone, forse subendo, commettendo anche fallo. Poi Martinez calcia verso la porta, indietreggia Di Salvo, quel tanto che basta per avere un controllo. Poi a terra Vitale, chiamato subito l'intervento dei sanitari. Qui ancora, questa volta Salerno addirittura a fronteggiare Acquaviva senza un apparente motivo. Qui a terra Cossentino spinto via da Bustos, direttore di gara che nel frattempo si sincera delle condizioni di Salerno. C'è a terra anche Rizzo. Qui dialogo in lingua spagnola tra Martinez e Canitano, con anche Bustos. Salerno con un linguaggio che sicuramente non troverete
nei dialoghi forbiti, ma è calcio anche questo. Tanto 1 minuto, poi recupero, che probabilmente non sarà neanche brevissimo, con la palla che verrà scodellata a Di Salvo, che ne era in possesso. Chiamata a muoversi Cusumano, a valutare naturalmente le condizioni di Vitale, che chiede di poter rientrare. Tanto il lancio a cercare Ruffino, che prova a prendere il tempo a Lopez, se la porta avanti Ruffino col cross, colpo di testa di Musso, poi Tolomello la calcia addosso a Di Fatta, ancora Ruffino arriva, ripropone il cross, la palla è rimasta in campo, di testa Cerniglia dalle parti di Sanz, controllo e tiro svirgolato di Sanz, prova ad arrivare Vitale dall'altra parte, Vitale col dribbling, ancora Vitale, mette in mezzo la sotterra, Cerniglia con la palla che arriva dalle parti di Bustos, ancora a prendere posizione contro Di Cristina, sempre Bustos, vince il rimpallo l'argentino che prova a ripartire, va addirittura a calciare, palla che esce sull'esterno della rete. Quando terminano i 45 regolamentari, vediamo, sono 3 minuti di recupero indicati dall'arbitro. Qui a terra Di Fatta, Canitano la gioca, Sanz. Tempo di recupero 3 minuti. Vitale se la sposta per il cross. C'è a terra Di Fatta. Si è rialzato il 10 che va anche a chiedere spiegazioni al direttore di gara. Il rilancio nella parte del fallo laterale, rientra adesso Di Fatta, quindi si chiude in 11 contro 11. Ruffino verso Canitano, colpo di testa di Musso che mette le mani addosso a Canitano, l'arbitro concede solo rimessa laterale alla Don Carlo. Ruffino verso l'area, Cerniglia allontana, ancora Ruffino che la ripropone dentro, dove c'è però Martinez che la mette ancora in fallo laterale svirgolando, prova a chiudere quantomeno in avanti la Don Carlo. Rimessa questa volta di Caramanno, sempre verso l'area, prova ad arrivare Garriga anticipato, Tolomello, controllo e spazzata via. Qui Bustos, poi Ruffino. A voto Di Fatta che poi prova a rientrare ancora con la testa, Cerniglia spazza via, palla che arriva dalle parti di Martinez, Di Salvo col piede in fallo laterale per evitare guai, allora chiude in avanti il primo tempo il Montelepre. Muratore, Bustos sul lato per il cross, Costantino a mettere fuori, poi Sanz va giù al contatto con Martinez, dovrebbe arrivare qui la fine del primo tempo, visto che siamo oltre i 3 di recupero. Ovviamente il direttore di gara farà battere la punizione e poi manderà le squadre negli spogliatoi. Batte Di Salvo, di testa all'indietro Ambro, prova ad arrivare Canitano che si autolancia, ma la palla finisce oltre la linea laterale. Siamo 30 secondi oltre i 3 di recupero.
battuta in avanti di Rizzo. Martinez, contrastato da Vitale, recupera la Don Carlo per un attimo, poi pallone calciato addosso, nuovamente i giocatori in maglia biancorossa, altro fallo laterale per il Montelepre, ed è qui che arriva il duplice fischio, squadra negli spogliatoi, Don Carlo Misilmeri 0, Montelepre 1, decide il gol segnato al 27esimo minuto da Gaston Martinez. Tanta tensione, tanta elettricità, ma partita anche bella da vedere e bella da commentare, che vi invitiamo naturalmente a vedere nel secondo tempo dopo, come di consueto, le immagini dai campi targati Sporti Serie TV. A tra poco. È un'impresa ardua quella alla quale è chiamato il Castrum Favara, che tra le mura amiche dello Seto Bruccoleri ospita il Savoia, che a sua volta va a caccia di punti che possono proiettarlo anche in testa alla classifica in base ai risultati degli altri campi dalla 24esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Partita molto attesa, molto intensa e che parte subito forte per la squadra che qui sui sviluppi di una palla inattiva cerca la rete ma non la trova con guida. Dall'altra parte si accende il Castrum Favara con questa palla messa in mezzo, l'uscita da parte di Giuliano, poi Varela non riesce a raccogliere il pallone, insiste la formazione di casa con questo tentativo di Eccegoyen che sfila di poco alla sinistra dell'estremo difensore campano. Ancora la compagine di Infantino con questo tiro dalla distanza bloccato in due tempi dal numero 99 del Savoia, che poi opera questo lancio lungo direttamente con i piedi, non riesce a disimpegnare bene la difesa del Savoia e allora viene lanciato in avanti Nussbaumer, che si presenta a tu per tu con Di Silvestro, lo batte per lo 0-1 in favore della squadra savoiarda. A segno il numero 26 in maglia arancione che sblocca la partita, ma reagisce subito il Castrum Favara e reagisce in questo modo. Allontanato il pallone sui piedi di Scolaro, che fa partire un destro al volo imparabile per Giuliano, e subito 1-1 al Bruccoleri. La perla, la magia di Marco Scolaro, ma non si fa a battere il Savoia. Calcio piazzato, colpo di testa vincente da parte di Meola, il numero 8, che nonostante non sia un Marcantonio si fa rispettare, si fa notare e soprattutto la mette alle spalle di Silvestro per la rete dell'1-2, rete che accende definitivamente la compagine allenata da mister Catalano, che qui ci prova con questa conclusione dalla distanza che sibila di poco sopra la traversa, ma poco prima della fine del primo tempo. Altro calcio d'angolo, colpo di testa vincente ancora una volta, questa volta di Ceca, che batte nuovamente Di Silvestro, e 1-3 la mazzata forse definitiva per il Castrum Favara, perché il gol arriva poco prima dell'intervallo di metà partita, ma nella ripresa la squadra di Infantino prova a farsi vedere in avanti. Qui c'è l'iniziativa di Di Paola che cerca di districarsi, poi pallone scaricato indietro per la conclusione da parte di Demin, che sorvola la traversa, alza il proprio baricentro il Favara, crea delle vere e proprie praterie per il Savoia. In questo caso Muñoz Hernandez non riesce ad approfittarne con il contropiede concluso male con la conclusione dalla distanza, e allora il Castrum Favara che ci riprova, questa volta con una conclusione anch'essa da fuori di Salvia, che non trova i pali. Savoia che cerca di affacciarsi nuovamente in avanti alla ricerca del punto del poker, ma c'è una palla gol sprecata in maniera terribile da Guida tu per tu con Di Silvestro. L'ultimo tentativo, uno degli ultimi tentativi, è questo calcio di punizione che si perde davvero di poco sopra la traversa, poi per chiudere in avanti Lomolino con questo cross allontanato in qualche modo da Giuliano, poi non riesce la correzione vincente sotto misura a Čmarek. È l'ultima occasione della partita vinta dal Savoia, che spugna il campo del Castrum Favara e in virtù degli altri risultati vola in testa alla classifica con l'Igia Virtus. Da Sportisire è tutto, alla prossima! Mannino, uno sguardo in avanti, vicino a lui c'è D'Aleo, però preferisce dialogare con Calagna. Nuovamente per Mannino, siamo dentro l'area di rigore. Mannino, vicino a lui c'è ancora una volta Calagna, poi il cross completamente sballato, probabilmente era un tiro. Baio, pressato da Pisciotta, la sventagliata verso Pierce, la posizione mi sembra regolare, attenzione, indecisione di Rizzuto, intervento in ritardo, calcio di rigore per il Camarat, già a riscattarsi qui dagli 11 metri. È tutto pronto, Pierce contro Rizzuto, la rincorsa, il tiro con il destro, centrale, batte Rizzuto, 1-0 per il Camarat all'11esimo, glaciale Ignazio Pierce.
11° centro in campionato per l'attaccante classe 1996. Sciotta, anticipato da Mannino, forse c'era fallo, l'arbitro lascia proseguire. Cracchiolo, siamo sulla tre quarti, ottimo il lancio per Ledesma, ma c'era fuori gioco, aveva segnato il Camarat, ma Caternicchia potrebbe aspettare la sovrapposizione dello stesso Restos, preferisce tornare sul destro. Caternicchia, limite, parte il tiro, deviazione, palla centrale. Problema alla spalla, molto dolorante. Intanto si riparte, calcio d'angolo dello Sciacca, Licata, il cross e colpo di testa da parte di Rallo, se non ho visto male. Guadalupo entra sul destro, Guadalupo, la conclusione della distanza, Rizzuto. Caldi, vicino a lui c'è Caternicchia, infatti riceve adesso il pallone Caternicchia. Licata di prima intenzione verso Rallo che è rimasto alzato, poi con Cialdi il tiro, miracolo di Dolenti, ma c'era fuori gioco. Ottima giocata del numero 5 del Camarat, poi rientra sul mancino, potrebbe calciare, serve però sulla tre quarti Osvaldo, poi Pane, il tiro, strepitoso gol di Michele Pane per il 2-0 del Camarat, azione perfetta degli ospiti e conclusione imprendibile per Alfonso Rizzuto, e il raddoppio di Pane al 25° della ripresa. Fischia l'arbitro, il tiro direttamente in porta, telefonato però, la conclusione. Contrattacco del Camarat, Pereira, uno sguardo e mezzo, siamo al limite dell'area di rigore, il cross è raso terra, Pierce, manca di poco l'appuntamento con il pallone, buon per lo Sciacca che ha rischiato moltissimo in questa azione. Ai danni di Licata insiste Muratore che prova a fare correre Lio accelera, va sul fondo, Lio mette in mezzo il pallone, Licata subito avanti con Licata il Gemini, ma grandissima azione da parte di Lio. 1-0. Colley, Ovusu, palla in avanti, intercettata, c'è comunque Stassi che tira, conclusione fuori misura di Giorgio Stassi. Colley mette in mezzo il pallone, colpo di testa a mettere fuori da parte di Amato, poi zona tiro per Ovuso che decide di scaricare, Licata, Muratore, pallone sul fondo, qui c'è il colpo di testa, poi attenzione perché Rallo innesca Lupo, posizione regolare, Lupo davanti a Demiere, si divora il gol del pareggio, anticipa Di Vincenzo, poi Ovuso a recuperare, calcia Ovusu, c'è la deviazione che impegna Ilario, col tacco Lio, occhio alla palla lunga a cercare Cammarata, posizione regolare, Cammarata può controllare se la porta fuori, Cammarata uno sguardo al centro, arriva Lupo, velo per Rallo, Demiere quasi spiazzato, sbaglia Seiter, allora riconquista Lupo, Rallo ai 20 metri, Rallo calcia, Demiere in qualche modo, poi arriva Bogliang, Miceli lo anticipa, c'è il calcio di punizione sulla palla Muratore e Seiter, parte quest'ultimo che scodella verso Miceli, colpo di testa, la palla rimane lì, è bravo Ilaria in qualche modo a negare il tap-in, un avversario, cerca compagni, va da Colley, sovrappone Perrone, Colley con il cross, Stassi al volo, la palla che colpisce la recinzione, l'ultima azione del primo tempo, e arriva Di Vincenzo, poi il lancio per la corsa di Colley che si può lanciare in campo aperto, c'è Stassi accanto a lui, palla per Stassi, il 2-0 del Gemini, Giorgio Stassi si sblocca e raddoppia. Per Gullotta che prova a inserirsi, Gullotta col piede Demiere, allarga Licata, palla dentro per Mondino, Mondino in area, Mondino, sterzata, Mondino ancora il dribbling, calcia Mondino sul primo palo, il primo gol in maglia biancorossa per Paolo Mondino, è 3-0. Ovusu, palla per Licata che può correre in campo aperto, Licata prende il centro, uno sguardo in area di rigore, arriva Vega, palla alle stelle per ancora
Salmi che cerca di attaccare, palla su Chavez, al limite il 20, va a calciare, De Miere la mette fuori dallo specchio e poi Licata completa il disimpegno. Arriva Licata, la palla è per lui, cross di Licata, dentro a cercare Barri, spalla alla porta, si gira e calcia! La palla che dovrebbe aver scheggiato la traversa, è buona per Mondino che la tiene in campo. Mondino, l'1 contro 1, Mondino converge, scarico indietro, Licata, calcia! Sopra la traversa il tentativo, Barri, Licata scodella verso l'area Perrone, la palla sbanacciata dall'estremo difensore, poi Mondino. E parte il secondo tempo qui da Piano Stoppa con le due squadre che ripartono senza cambi rispetto a come hanno finito la prima frazione. Ricordo un solo cambio in casa Don Carlo Misilmeri con l'ingresso forzato da parte di Canitano al posto di Barbera, uscito per un colpo alla spalla. Per il resto tutti uguali, giocatori scesi in campo per i primi 49 minuti. Primo tempo molto intenso, molto elettrico qui al Giovanni Aloisio con la Don Carlo Misilmeri che prova a ripartire attaccando, di fatta viene fermato, poi pallone che passa al centro, intercettato da Salerno, arriva Di Cristina che cerca di farsi spazio contatto con Salerno, che è uno dei tre ammoniti
della partita fino a questo momento. Gli altri Ambro e Caramanno. C'è questo calcio di punizione per la Don Carlo Misilmeri. A breve andrò anche alla lettura di quelle che sono sia le formazioni che le due panchine a disposizione di Napoli da una parte e Mutolo dall'altra. Sul pallone Di Fatta, più lontano anche Cosentino, il tocco è proprio per quest'ultimo. Cosentino sul muro di Martinez e Bustos, poi Di Fatta in qualche modo riesce a passare, ingresso in area, Di Fatta assorbe anche il contatto con Lopez, poi viene anche raddoppiato, riesce a scaricare su Sanz, il cross di Sanz secondo palo, di testa Vitale! Daniele Vitale, il pareggio della Don Carlo Misilmeri subito in avvio di secondo tempo. Da calcio piazzato lo 0-1 e da calcio piazzato l'1-1 della Don Carlo. E le feste per il numero 6 che festeggia con Canitano anche. È 1-1 al Giovanni Aloisio. Don Carlo 1-1 ha segnato Daniele Vitale. Daniele Vitale. Daniele Vitale. Il cuore biancorosso batte sempre. Qui attenzione, palla già recuperata, Canitano sul fondo, mette in mezzo, allontana Musso che carica i suoi, ma è un'altra Don Carlo rispetto al primo tempo. Aperto, lascialo! La battuta con le mani, palla che arriva in area sforbiciata di Fatta, blocca Belmonte. Tanto sono arrivati anche i finali dei primi tempi delle altre partite del girone A di eccellenza. E in vantaggio il Castellammare a Bagheria con la doppietta di Malik Ba. Lo 0-1 tra Folgore e Unitas Sciacca, avanti la squadra verde e nera. Avanti anche il Camarat 1-0 contro il San Giorgio Piana. Una delle partite più interessanti di questo turno. A proposito di partite che potete vedere in diretta sul canale YouTube Sportisili TV, avanti il Marsala 2-0 a Trapani contro l'Accademia. In gol Manno e Loreto Lobosco. Qui intanto l'anticipo addirittura sul suo stesso portiere di Salvo da parte di Cosentino, poi Canitano la fa scendere, arriva anche Carriga a dare una mano, ancora l'argentino duello questa volta con Ambro che palleggia, non si accontenta del fallo laterale, cerca anche il contatto, l'assorbe bene, alla fine palla messa in out dagli attaccanti in maglia biancorossa, allora rimessa per Rizzo. Allora le formazioni quando siamo ormai allo scadere del quinto minuto, con la Don Carlo che schiera in porta di Salvo, occhio qui intanto all'avanzata, fallo di Martinez. Punizione Don Carlo che gioca con Di Salvo in porta, in difesa sono Di Cristina, Sorrentino e Caramanno, out di destra occupato da Vitale, a sinistra Ruffino, in mezzo Acquaviva Sanz, con Di Fatta che galleggia tra le linee di centrocampo e attacco, in avanti Canitano Garriga, risponde con il 4-4-2 invece il Montelepre, in porta c'è Belmonte, difesa con Lopez a destra, Rizzo a sinistra, intanto fallo di Acquaviva su Salerno, dicevo Rizzo a sinistra e a destra gioca Lopez. Nel 4-4-2 centrali sono Cerniglia e Musso, in mezzo al campo Ambro con Tolomello.
con Salerno più un 4-3-1-2 a dire la verità, con Muratore tra le linee, in avanti anche in questo caso coppia argentina, Martinez, Bustos. Don Carlo, come ho detto, ha già eseguito un cambio con l'ingresso in campo di Canitano al posto di Barbera. Porta in panchina il secondo portiere Cannizzaro, poi Di Simone, Mineo, Mustacciolo, Cusumano, Motisi, Pepe e D'Aquila. Panchina come di consueto molto giovane per Tommaso Napoli. Risponde dall'altra parte Corrado Mutolo, che porta con sé in panchina il secondo portiere Marino, poi Inzerillo, Ippolito, Lo Piccolo, Camara, Siino, Calaiò, Borgognone e Gambino. Qui intanto Rizzo si porta giù Garriga, l'arbitro lascia giocare, il lancio di Tolomello intercettato da Sanz, poi ancora Tolomello. Cerniglia lancia, Martinez prende posizione contro Di Cristina, che però gli porta via il pallone, riesce a giocarlo, poi trova sulla sua strada Muratore. Rizzo, Martinez, suolata per agevolare Muratore, cross, ma in fuori gioco il 10. Allora punizione Misilmeri. Fatelo fare un altro giochino da sotto, Io porco! Arriva il pallone quando sono passati 7 minuti e 7 secondi dall'inizio della ripresa. Inizia Dani, abbassati! il movimento sulle due panchine. È lui che è qui su! Sei sulla stessa linea! Se la butta lungo, continua la corsa! Con Di Salvo che fa salire i compagni, va a battere lungo. C'è Ruffino con tanto spazio a sinistra, alla fine il pallone arriva da lui. Caramanno, pallone lungo, prova la corsa di fatta, ma è troppo lungo il pallone, arriva Cristian Belmonte. Con Napoli che continua a interagire anche con la sua panchina come di consueto. Cerniglia, battuta lunga di testa Vitale su Ambro. Ambro con la suola, sempre con eleganza e qualità, servizio per Bustos su di lui Di Cristina, poi Acquaviva al duello, Vitale calcia via, arriva Garriga anticipato da Ambro, col fallo però. Sono un po' placati gli animi al Giovanni Aloisio, non poteva essere altrimenti. Primo tempo troppo teso, poco calcio e tanti calci nella prima frazione. La situazione sembra essersi attenuata. Di Cristina appoggia a Cosentino che completa il giro andando da Caramanno. Lancio del 33 di testa Musso dalle parti però di Fatta, che prova a costruire. Ruffino finge il cross, poi va via Lopez, adesso il cross, colpo di testa di Musso. Rimessa Misilmeri. Con Ruffino che si affretta anche a togliere la seconda palla dal campo. Adesso mette dentro quella che lancia con le mani. Garriga non riesce a fare sponda, ancora Ruffino che riesce con la giocata su Tolomello, poi la palla esce, Ruffino la calcia via, passibile anche di provvedimento. Lo grazia il signor Benvissuto in questo caso. Muratore contro Di Fatta, la tiene il 10 del Montelepre su quello della Don Carlo, poi Bustos sempre a proteggere le spalle alla porta, apre a sinistra su Rizzo che ha qualche problema nel controllo, poi riesce a giocarla, disorienta Vitale, per vie centrali arriva Di Fatta a scippare lo stesso Bustos. Quella palla giocata verticale da Vitale, gran palla per Canitano, Canitano si butta nello spazio, lo affronta Musso che lo porta fuori, ancora Canitano, cerca la giocata, qui forse allarga le braccia Musso, si continua a giocare, ha cercato più il contatto, qui il 99 maglia biancorossa, guadagna comunque fallo laterale la squadra guidata da Tommaso Napoli, che ha iniziato con un altro piglio la ripresa. Colpo di testa da parte di Rizzo, poi Bustos a provare a far correre Martinez, Muratore, non arriva nessuno, allora Muratore con la giocata, il tunnel su Caramanno, poi è arrivato Sanz dalle retrovie con la spallata vigorosa ma legale. Nulla da eccepire questa volta sul giudizio del signor Benvissuto, qui la perde Garriga in malo modo. Lopez, suolata per Tolomello,
che organizza da Salerno. Salerno vede arrivare compagni a sinistra, Ambro incespica sulla palla, poi la tiene di fisico puro su Acquaviva, poi ruleta. Salerno difende la palla, mette il corpo al momento giusto, fallo di Sanz, punizione Montelepre. Tanto problema per Musso. Che zoppica vistosamente, problema all'interno della coscia sinistra. Daniele! Sulle punte, rimaniamo sulle punte! Sulle punte! Sulle punte! Le punte! C'è la punizione per il Montelepre. Ambro con la rincorsa scavalca la barriera, scavalca anche la traversa il centrocampista palermitano. Battuta di Di Salvo, vitale al duello con Rizzo, l'ultimo a toccare è l'autore del gol dell'1-1. Rimessa allora per il Montelepre davanti alla macchina da Don Carlo Misilmeri con Rizzo. Viene incontro Salerno che può ricevere in solitudine, Rizzo lo ignora. Prova ad andare da Ambro che ancora col fisico su Acquaviva, poi vince anche un rimpallo, sempre Ambro, chiuso poi con Acquaviva che recupera, decide di pulire la palla, non arriva Ruffino che mette la palla in fallo laterale. Qui errore di lettura da parte di Ranieri Ruffino. È rimessa per Muratore che la fa scorrere, lo chiude di fatta, che è iniziato alla grande il secondo tempo, soprattutto in fase di copertura. Vitale alza la testa, prova a cambiare il gioco, diventa quasi un tiro facile per Belmonte. I compagni stanno cercando di innescare il più possibile Garriga che è un po' fuori partita. Sanno quanto è importante l'apporto del puntero argentino per provare a portare a casa la posta in palio. E intanto Montelepre che può ricominciare a palleggiare dalla sua meta a campo con una rimessa. Ambro. Acquaviva va a pressare su questo passaggio un po' pigro di Ambro, alla fine Rizzo la riesce a scaricare su Salerno. Ancora Salerno con i dribbling, prende il centro del campo il 7 che alza la testa, propone questa palla molto lunga, anzi togliete il molto, mettete troppo, all'indirizzo di Bustos. Tra l'altro Don Carlo che cerca quel successo che porterebbe alla soglia dei 40 punti, che solitamente sono portatori di buone notizie per chi si deve salvare. Naturalmente dall'altra parte c'è una squadra che a sua volta di punti ne cerca per uscire dalla zona rossa della classifica. Non sono arrivate buone notizie ieri a Terrasini, dove il 90-011 ha vinto contro il Partinico Audace, quindi per non perdere terreno l'obiettivo è quello di ripetere il risultato fatto dalla squadra di Sandro Tarantino. Pallone verso l'area, colpo di testa da parte di Musso. Acquaviva da terra riesce in qualche modo a giocarlo in maniera regolare, poi si lotta ancora, arriva Bustos, arriva Vitale che la calcia lontano, forse anche travolto da Bustos. Intanto anche un po' di tensione, rosso per Napoli.
Adesso le redini dal punto di vista della guida tecnica le prende Francesco Lima. In casa Don Carlo lascia il campo di corsa perché non vuole togliere ritmo alla partita Tommaso Napoli, che qui ha cercato anche di fare giustizia per i suoi giocatori, perché ancora una volta Bustos con un'entrata durissima e anche poco giustificata nei confronti di Vitale. Entrata attenzione alla corsa di Rizzo e di Muratore, la palla è proprio per il numero 3 che arriva sul fondo, il cross, Muratore, controllo destro, vantaggio Montelepre e ancora Muratore a segno, secondo gol in 3 partite per il numero 10 che riporta in vantaggio il Montelepre. Si è riconnessa alla partita la squadra di Putolo, che dunque torna avanti. Gol del Montelepre, ha segnato il giocatore numero 10 Muratore. Qui la giocata a sinistra sull'asse Rizzo Muratore, l'assist del primo. Muratore ha avuto tutto il tempo di controllare e sparare sul primo palo, incolpevole di salvo naturalmente. 1-2 al Giovanni Aloisio. Qui prova ad arrivare Ruffino, duello vinto da Lopez che guadagna il rinvio dal fondo. Andrà Musso a battere il rinvio, evidentemente non si fida della sua battuta Belmonte. Ambro. Muratore, l'autore del gol che 2 minuti fa ha riportato in vantaggio il Montelepre. Palla lunga sulla quale riesce ad arrivare Lopez, che va giù. Non arriva il fischio in favore del terzino destro del Montelepre, che protesta. Qui intanto arriva un cartellino per Di Salvo, che era uscito dall'area piccola per non ho capito bene per cosa. Si dovrebbe riprendere con un fallo laterale per la Don Carlo, almeno la palla ce l'ha in mano Ruffino. La rimessa invece è per il Montelepre e allora Bustos, perché non riesce a battere la rimessa, problema alla spalla per Lopez. Di testa Caramanno per ancora Bustos, che poi va a prendere posizione su Di Fatta. Di Fatta in qualche modo tiene il pallone, circondato da maglia grigia. Alla fine la giocata in avanti di Caramanno verso Canitano, Cerniglia la calcia più lontano che può, forse non rientra in tempo da fuorigioco Bustos, così è. Direttore di gara che deve dare il segnale di ripresa a terra Martinez. Adesso la sensazione è che ci sarà molto tempo di sospensione, poco ritmo.
D'altronde la posta in palio è alta da entrambe le parti. Di Salvo. Di testa Ruffino, ma da fuori il campo, quindi rimessa per il Montelepre. Ora tutti i palloni non sono buoni, Catalina e due non sempre un pallone. Ora tutti i palloni sono tutti smonci i palloni. C'è una di espulsione. Guardate, si che ha fatto il 6. Hai visto? Rimessa con Caramanno, di testa Ambro, guadagna metri, sempre col pallone nelle mani la Don Carlo Misilmeri con Ruffino. Verso l'area, Garriga, la palla gli va letteralmente addosso, poi viene spazzata da Musso. Di Cristina, provando a dare ancora ritmo con il lancio in avanti, spazzato via da Salerno, in fallo laterale. Prolunga Vitale direttamente in fallo laterale, c'è cambio alle viste per la Don Carlo, pronto Mustacciolo. I cambi sono due. Dentro anche Mineo, maglia numero 4 fuori Acquaviva. E fuori anche Di Cristina per fare posto a Mustacciolo. Il giocatore con il numero 13 Di Cristina con il giocatore con il numero 8 Mustacciolo. La palla rimessa lunga da Arizzo, poi Ambro in avanti a cercare Martinez. Mustacciolo subito in partita, poi Garriga vince un rimpallo, vince anche il secondo, può avanzare l'Argentino. Tocco per Mustacciolo che va a puntare Rizzo. Mustacciolo se la porta oltre la linea laterale, sarà rimessa a Montelepre. I primi due cambi anche per il Montelepre, con Quello che è morto. gli ingressi di Lo Piccolo col numero 15 e di Borgognone col numero 19. C'ho due giocatori del Montelepre a terra. Tempo! Quello è morto. Necessario l'intervento dei sanitari. È uscita una spalla, se ho capito bene, a Lopez. Probabilmente ancora residui del problema precedente che aveva portato anche il Montelepre a invocare un calcio di rigore. Tanto gol della Folgore contro l'Unitas Sciacca con Ghie, quindi 1-1 allo stadio Marino di Castelvetrano tra Folgore e Unitas Sciacca.
Luca, vai anche lui. Arriva anche l'automedica. Vedi chi deve andare, chiama qualcuno che devono accompagnare a fare. Dove vai? Dove a giocare? Chiamalo per telefono. No, oggi c'è la macchina. Bianchieri, a premi. Vai a dire come sta, come si chiama? La barella per Lopez, che verrà poi condotto nell'auto elettrica. Applaude sportivamente il pubblico del Giovanni Aloisio. Andiamo, tranquillo. Andiamo. Colo! Colomello! Adesso esce l'automedica, si può procedere con i cambi. Entrano Due Lopez con il giocatore con il numero 15 Lopez. va fuori anche Tolomello. Il giocatore con il numero 4 Tolomello, il giocatore con il numero 19 Borgognone. Lo Piccolo si va a mettere da terzino destro al posto appunto di Lopez. Borgognone davanti la difesa al posto di Tolomello, quindi a livello tattico non cambia nulla. Oh, compatti con la testa, ste! Martinez, Vitale allontana, Cerniglia dall'altra parte a ribattere. Di testa Bustos tutto solo, non riesce a indirizzare allora Cossentino, la rilancia in avanti. Canitano va giù da solo, poi colpo di testa da parte di Musso, quello di Sanz a innescare, almeno a provare ad innescare di fatta. È arrivato prima di tutti Musso. Mineo prova a tenere la palla in campo, ci riesce, poi colpo di testa ancora di Musso. Ambro apre sulla testa per Lo Piccolo, prima palla della sua partita. Controlla Sanz che la ribatte ancora su Ambro. Avanza l'ex Unitas Sciacca, tocco per Salerno che sterza, Salerno ai 20 metri, allarga dalle parti di Bustos che non la tira in campo. Di Salvo che nel frattempo è diventato il quarto ammonito della partita, il secondo dopo Caramanno in casa Don Carlo Misilmeri, giallo nel primo tempo anche per Ambro e Salerno dall'altra parte. Mineo di testa male, e allora Rizzo, Borgognone, Bustos, Muratore, cerca il contatto di Sanz, lo trova qui. Arbitro che premia oltremodo il movimento a cercare il contatto da parte dell'autore del gol che per il momento decide. Un cerchino ci ha sparato.
Tanto cambia ancora la Don Carlo Misilmeri. Il quarto cambio con Cusumano. Uscirà Ruffino. Entra Cusumano. La Don Carlo Misilmeri sostituisce il giocatore con il numero 3 Ruffino col giocatore col numero 22 Cusumano. Si è rialzato intanto Muratore. Siamo a poco meno di 13 minuti più recupero che sarà molto sostanzioso visto il problema di Lopez. Intanto punizione con Salerno che guarda la porta, la cerca col destro di Salvo, la smanaccia in calcio d'angolo. Quindi sfiora anche il terzo gol il Montelepre. Qui bravo Di Salvo a difendere il suo palo della barriera. Intanto Ambro per il terzo calcio d'angolo in favore del Montelepre. Tanto un po' di traffico sul primo palo con Bustos ancora protagonista. C'è anche Lo Piccolo a presidiare proprio il primo palo. Poi fischia l'arbitro la rincorsa di Ambro proprio sul primo palo a cercare Lo Piccolo, colpo di testa da parte di Canitano. Prova a correre in ripartenza la Don Carlo con Cusumano, tocco troppo lungo, rimessa però per la squadra guidata da Napoli. C'è stato il tocco in scivolata, battuta in avanti, colpo di testa di Cerniglia. È fuori. La rimessa, intanto c'era Salerno a terra, poi si è rialzato subito, l'arbitro lascia correre. Qui su questo contatto con Canitano, Cosentino. Mineo la fa scorrere per andarsela a prendere per calibrare il cross, colpo di testa di Cerniglia. Mustacciolo, poi Sanz. Vitale con il cross, colpo di testa di Martinez, addirittura il ripiegamento difensivo. Poi arriva Muratore contro Di Fatta, la meglio quest'ultimo. La scivolata di Muratore, rimessa Montelepre. Era C'è rimessa in zona d'attacco per la Don Carlo. Che ridicolo. La giocata, poi cross sul primo palo allontanato da Musso che poi esulta come ad un gol. 10 alla fine. Cusumano cerca di dribblare Martinez su di lui. Ancora Cusumano cerca lo scarico, c'è la deviazione. No, non c'è nessuna deviazione. Rimessa Montelepre. E ancora in 10 con Mutolo che in questo momento è nella stessa postazione in cui solitamente sta a Napoli. Peccato che quella sia l'altra area tecnica. Fa in tempo a ottenere il cambio con l'ingresso di Camarà. Ancora un cambio per problemi fisici, per infortuni in casa Montelepre. il Montelepre sostituisce il giocatore numero 15 Lo Piccolo con il giocatore numero Caramanno, poi Sanz anticipato da Muratore, riesce ad uscire Vitale che viene messo giù. Allora punizione per la Don Carlo, ultimi 9 più recupero. Tutt'altro che fortunato Lo Piccolo che aveva preso il posto di un compagno già infortunato, ovvero sia Lopez, uscito praticamente dopo pochissimi minuti. Musacciolo, va da Vitale, poi Cosentino
completa il giro andando da Caramanno. Lungolinea, Cusumano con la finta di corpo su Camarà, alla fine spazza Borgognone, di testa Costantino, poi Caramanno riesce a prolungare, Borgognone la protegge, Camarà la calcia via, Muratore può addirittura controllare e andare in campo aperto, lo affronta Sanz, regolare l'entrata dell'ex Parmonval che può avanzare, Sanz apre, qui Garriga con l'entrata, arriva Mineo in mezzo a tre, Mustacciolo. Sterzata dell'ex Cus che poi cerca di alzare la testa, la scivolata di Rizzo che al di là dell'assist per il gol di Muratore sta giocando un'ottima partita. Borgognone passa al centro, sbaglia, Vitale qui ha disorientato Muratore che ha rischiato anche di farsi male scivolando. Caramanno alza la testa, poi ricomincia da Di Salvo. Vitale, Caramanno, palleggiano i tre difensori della Don Carlo, adesso Costantino che si appoggia a Vitale, lancio lungo a cercare l'arrivo dalle retrovie di Cusumano, prova a tenerla in campo il 22, in qualche modo ci riesce, poi con la testa guadagna, no, non guadagna nulla, rinvio dal fondo per il Montelepre a 7 dal 90esimo. Belmonte opterà per il lancio lungo. Battuta lunga. Camarà è di fatto a contrasto aereo, poi il 10 arriva, siamo scontrati testa con testa, necessario ancora l'intervento dei sanitari da entrambe le parti. Si sono scontrati in maniera fortuita di fatta e Camarà. Si riprende con il calcio di punizione, battuto malissimo da Sanz che poi in qualche modo riesce a recuperare il pallone. Cusumano con il cross, Cerniglia in qualche modo allontana sui piedi di Sanz che arma Mustacciolo, sterzata, Mustacciolo calcia, c'è la deviazione, Belmonte non evita l'angolo. Perché mi dà la palla, è vergogna, oh, è vergogna. Viene anche redarguito dal direttore di gara, l'ex portiere del San Giorgio Piana e dell'Igia Virtus. Occhio all'angolo, Mustacciolo, tutto il Montelepre nella sua area di rigore a ridosso della stessa. Mustacciolo, secondo palo, stacca Caramanno, poi la conclusione di Vitale alle stelle, non è riuscita a impattare qui Caramanno, poi Vitale con la mira imprecisa, differenza di quanto accaduto con la testa in occasione del gol del Momentano 1-1. Danilo! Cambiati con Salerno, tu fuori, vai! Il rinvio va a eseguirlo nuovamente Musso. Di testa Vitale, poi Ambro al piede, cerca di scodellare, di testa ancora Vitale, poi Sanz la fa passare su Mustacciolo, tunnel su Ambro, poi prova ancora ad andare, Salerno gliela porta via. E servizio in avanti, Vitale addirittura col tacco, poi col tacco anche Rizzo, Ambro, Muratore, Ambro con Mineo che non riesce a controllarla, allora Rizzo va in mezzo con l'anticipo di Caramanno sull'arrivo sul secondo palo di Bustos, poi Camarà, prezioso per Borgognone, in avanti, era in fuorigioco Gonzalo Bustos e allora subito Di Salvo per Cusumano. Sanz
3,5, poi il corposo recupero. Costantino, va da Mineo. Vede il movimento sulla stessa banda di Garriga, lo serve. Garriga attende che arrivi Mineo, arriva però Cerniglia che la mette fuori. Mineo subito verso l'aria, interviene Cerniglia, poi Rizzo. Martinez anticipato da Vitale, poi Costantino apparecchia per Sanz che deve affrettare la giocata, arriva ancora Rizzo. Martinez, Vitale questa volta lo prende in anticipo, c'è forse il fallo, no. Rimessa per Rizzo, ma prima il cambio probabilmente per la Don Carlo, sì. Con Motisi che prende il posto di Garriga. La Don Carlo Misilmeri sostituisce il giocatore con il numero 11 Garriga con il giocatore con il numero 77 Motisi. La rimessa in avanti, Vitale scavalcato da Martinez, poi torna il 6 e soprattutto recupera Mustacciolo. Canitano. Mustacciolo, su di lui Ambro che gli porta il pallone per un attimo, ancora Mustacciolo a lottare, ultimo tocco di un giocatore del Montelepre, allora rimessa Don Carlo con Mustacciolo che la batte subito su Sanz. Sanz trattenuto da Muratore, riesce comunque a scaricarla su Caramanno. Di Fattà. Prova a prendere il centro, ancora Di Fatta, fallo di Bustos, punizione. E allora sale Costantino, ultimi 100 secondi, poi recupero. 10 minuti. Subito giocata. Di Fatta. Mustacciolo addosso a Muratore che può anche avviare una ripartenza, è un 2 contro 2. Mustacciolo prova a dare fastidio a Muratore che entra in area, Muratore va giù, Muratore si lascia cadere secondo il direttore di gara e allora si riparte dal fondo. Più arrischiato Mustacciolo che però è stato premiato dall'arbitro per non aver affondato più di tanto l'entrata. Mineo prova a spingere. Mineo va sul fondo, Rizzo ha capito tutto con largo anticipo e poi azzarda la giocata che è decisiva. Rizzo con la corsa per Martinez, posizione regolare, arriva Di Salvo nettamente prima di lui. Lancio lungo, Cerniglia. E allora attenzione perché l'azione si trasforma subito in offensiva per il Montelepre. Bustos al limite calciare, spinge Caramanno, poi Borgognone apre su Camarà. Camarà lancia, Mineo sforbicia male, allora rimessa. Ma c'è il cambio per il Montelepre con l'ingresso di Gambino, probabilmente fuori uno dei due attaccanti, c'è Ambro che ha un problema al piede sinistro, esce però Gonzalo Bustos ed entra Gambino. 10 minuti di recupero. Il Montelepre sostituisce il giocatore con il numero 11 Bustos col giocatore con il numero 20 Gambino. Inoltre il direttore di gara ha comunicato 10 minuti di recupero. Fondamentalmente un mini supplementare qui al Giovanni Aloisio per decidere la partita. Del resto lo stop per il problema a Lopez è stato veramente lungo, ma intanto Martinez scrive +2 per sé, scrive +2 per il Montelepre, 3-1 e doppio vantaggio proprio all'inizio del recupero per la squadra di Mutolo. Protezione del pallone perfetta da parte dell'argentino che raddoppia le marcature personali e raddoppia il vantaggio della sua squadra. Ha segnato con il numero 9 Martinez. Però morto quello, Dai, bocca chiusa, gioca. Andiamo là, gioca. Doppietta dal peso specifico clamorosa di Gaston Martinez e Montelepre che a 9 minuti dalla fine, fa specie dirlo visto che siamo in recupero, si porta per la prima volta dall'inizio della partita sul doppio vantaggio, che addirittura ha cercato il tiro direttamente dalla battuta Sanz.
Si può ripartire. Caramanno. Qui Motisi prova a staccare, poi Cerniglia allontana. Vitale e Cosentino commettono un piccolo errore. Arriva Di Salvo sulla palla sbagliata da Martinez. Lancia subito Di Salvo. Cerca Canitano. Cerniglia di testa. Poi Rizzo. Controllo e rinvio. Direttamente in fallo laterale. Anzi, non la tiene Gambino. Qui gran giocata di Gambino, che però non riesce a dare seguito. Cosentino. Dove c'è Cerniglia? Cusumano avanza, allunga il tackle Muratore, poi recupera palla Salerno. Corre Salerno, sbilanciato in maniera regolare da Di Fatta, comunque rimessa per il Montelepre. A terra Salerno. Qui Sanz col recupero, si lotta ancora, alla fine Borgognone direttamente in tribuna. Canitano, Cusumano tutto buono, cerca la corsa di Motisi che va sul fondo, cross ribattuto, si accontenta del fallo laterale. La Don Carlo che prova comunque ad attaccare fino alla fine. La palla che arriva in area, colpo di testa a mettere fuori, poi spazza Muratore. Cosentino, anzi Caramanno, prova a prolungarla alla fine, la palla arriva all'MLM dalle parti di Belmonte. Musso, lancio di schiena addirittura Vitale, poi Ambro per Gambino, per Rizzo, la tiene Rizzo contro Vitale, poi finge di affondare Ambro, Musso, Cerniglia, Muratore. Palla giocata in avanti per Rizzo. Rizzo, arriva Mineo prima di Ambro. Ambro però gliela va a riprendere. Ambro in area, lo scarico dentro. Anticipa tutti Caramanno che vince anche un rimpallo. E prova a far partire Mustacciolo. Un 3 contro 3. Mustacciolo inseguito anche da Muratore. Mustacciolo la sterzata su Cerniglia, però non ci sono compagni. Poi Cosentino su Gambino, tutto regolare. Rimessa per la Don Carlo. Non si è mosso di un centimetro il secondo assistente, allora ha deciso l'arbitro. Di fatto è in mezzo a due, prova a gestirla. Ancora pallone dentro, Belmonte. Belmonte. Cosentino addirittura con la spalla, poi Salerno, Mineo, Ambro prova a passare, fallo di Mustacciolo, punizione preziosa guadagnata qui da uno degli ex di turno, mentre è pronto anche Inzerillo nel Montelepre. Signore, dopo questa azione cambio, signore, dopo questa cambio. Battuta verso Rizzo, colpo di testa, Cosentino
addosso a Borgognone, poi arriva Di Salvo, avanza Cusumano, sta per chiudersi anche il 7° minuto di recupero, quindi altri 3, a meno che l'arbitro non faccia anche recuperare il tempo perso in occasione del gol. C'è anche da annotare il cambio che sta per avvenire con l'ingresso in campo di Rosario Inzerillo. Esce Ambro. Il Montelebre sostituisce il giocatore con il numero 5 Ambro con il giocatore con il numero 13 Inzerillo. Dunque entra il giocatore passato anche dal vivaio del Licata. Intanto Cerniglia non benissimo, rimedia in rovesciata Rizzo, uno dei migliori in campo, il numero 3 del Montelebre, mentre intanto Vitale va da Mustacciolo, poi la palla che colpisce in pieno Canitano. Ultimi 2 minuti e spicci di partita, si andrà oltre i 100. Muratore non riesce a gestirla, poi di fatta Caramanno. Occhio alle spalle! Occhio alle spalle! Avanza Cusumano. Poi c'è il cross, Belmonte. La fa sua. Lancia Musso, a terra Gambino, fallo di Gambino su Caramanno. C'è per la giocata a sinistra, altro fallo, sempre commesso da Gambino. Occhio! Oh! Paolo! Occhio! Prova quantomeno a chiudere in avanti la partita la Don Carlo. Montelebre che porta a casa 3 punti d'oro, considerando i risultati degli altri campi in chiave salvezza, la vittoria del 90-0-11. Tanto occhio alla battuta di questa punizione. Mustacciolo, palla lontanissima dai pali. Siamo oltre i 100 dunque, a breve anche il triplice fischio, probabilmente da parte del direttore di gara, ben vissuto, che inizia a guardare il cronometro. Mineo, lancio lungo, sta facendo recuperare probabilmente i 30 secondi del cambio effettuato, poi va a terra Canitano, tutto ok secondo il direttore di gara. La battuta di Belmonte, Gambino col petto dove c'è Sanz, battuta di Vitale, Mustacciolo, poi la palla per Cusumano, ma è finita la partita, vince il Montelebre sul campo della Don Carlo Misilmeri, piazza un colpo pesantissimo in chiave salvezza la squadra di Mutolo, che riprende la corsa dopo lo scivolone di 7 giorni fa contro il Bagheria Città delle Ville. Si ferma invece la corsa della Don Carlo verso un piazzamento playoff e anche per cercare di mettere il sigillo sulla salvezza diretta. Allora dal Giovanni Aloisio Misilmeri, ricordando il punteggio finale: Don Carlo Misilmeri 0, Montelebre 1, da Francesco Cammuca. Buon pomeriggio.